Oggi Sottorete ci porta all'Eurotennis Club Treviso per il torneo di prequalificazione femminile agli internazionali BNL d'Italia. Calcare la terra rossa del Foro Italico, un sogno, il sogno per tutti i tennisti italiani. Per questo da qualche anno la federazione ha regalato a tutti la possibilità di conquistarsi il pass per gli internazionali d'Italia grazie a tornei di prequalificazione distribuiti in tutto lo stivale. Una delle tappe più agguerrite del circuito femminile è quella disputata a fine marzo all'Eurotennis Club Treviso. E allora siamo in compagnia del presidente dell'Eurotennis Club Treviso, Claudio Bortoletto. Prima volta che ospitate questo torneo BNL, com'è andata? È andata molto bene, siamo contentissimi della partecipazione, abbiamo avuto 120 iscritte per quanto riguarda il singolare e 46 coppie per quanto riguarda il doppio, quindi è la prima volta, ma possiamo dire che tutti gli sforzi che abbiamo fatto per cercare di organizzare al meglio questo torneo sono stati sicuramente ripagati. Presidente Scotton, un torneo importante, un'occasione per tutti i tennisti veneti, anzi in questo caso le tenniste, di giocarsi una chance agli internazionali d'Italia. Sì, un grande torneo, un grande spettacolo, e questa è una cosa che ha voluto assolutamente il nostro presidente Angelo Binaghi e sta avendo successo in tutta Italia e sta avendo successo importante anche in Veneto, solo che si pensi che qui abbiamo avuto 120 iscritte e il torneo maschile a Vicenza 340-350, quindi quasi 500 iscritti. I numeri parlano da soli. Poi fra l'altro in questi giorni in Veneto c'è anche un torneo giovanile, il torneo Babolat, con 560 iscritti. Se l'inizio è di questo tipo, penso che sarà una stagione entusiasmante per quanto riguarda il tennis in Veneto. Ecco il match point che ha regalato ad Angelica Moratelli il successo all'Open BNL 2016 di Treviso. La tennista dell'ST Bassano si è imposta in 3 set, 3-6, 6-2, 6-2 sulla romana Giorgia Marchetti. Angelica Moratelli, intanto soddisfatta immagino di questa vittoria. Soddisfattissima di questa vittoria, ho giocato un buon torneo, anche se comunque in finale è stata difficile, una partita giocata anche dalle emozioni, comunque con Giorgia ci conosciamo da una vita ed è stato difficile riuscire anche a esternare queste cose, quindi una partenza un po' titubante e poi siamo riuscite comunque a giocare bene tutte e due. Quindi sono contenta di essere riuscita a vincere anche questa partita. Adesso andrai a Roma al Foro Italico, cosa ti aspetti da questa esperienza? Sono super felice, sono già andata là una volta, ho già partecipato una volta e non vedo l'ora. È sempre un'emozione pazzesca giocare comunque là. Insomma è la storia italiana. Tra l'altro questo inizio di stagione per te insomma è stato strepitoso e confermi ancora una volta di essere perfettamente in forma. Sta andando molto bene, si cerca comunque sempre di lavorare, di rimanere sul lavoro e sul migliorare ogni giorno. E si cerca di andare avanti, non accontentarsi mai, chiaro, si gioisce quando i risultati vengono. Hai cambiato tecnico, hai cambiato forse tante cose, insomma una ricetta che però funziona. Ho cambiato gran parte della mia vita e sono contenta, anche se comunque la mia parte, diciamo vecchia, è rimasta, però sono contenta di questo cambiamento. Ha un po' svoltato, ha dato nuovi stimoli, nuove emozioni che stanno facendo vedere i suoi frutti. Angelica, che in questo inizio 2016 ha trionfato già 2 volte anche in Tunisia, ha dovuto sudare non poco per avere la meglio su Giorgia Marchetti. Step and headshot you.
Giorgio Marchetti, il primo set tenuto benissimo, poi la tua avversaria alla lunga insomma ti ha sopraffatto. Cosa ti è mancato per non arrivare a vincere questo torneo? Sicuramente un po' più di solidità il secondo, lei è salita molto, ha cominciato a giocare più profondo, io invece ho perso la profondità dei colpi e sono un po' calata fisicamente, però sicuramente il merito va a lei, che il secondo set è rimasta lì nei primi game dove poteva girare la partita in mio favore, però sono soddisfatta del torneo e anche di oggi. Ti ha tolta la soddisfazione almeno di eliminare la Camerin? Sì, per me è stata, sinceramente ancora non ci credo perché la vedevo in TV, la tifavo da piccola e per me è stata una di quelle giocatrici a cui mi ispiravo, quindi è veramente un'emozione forte. Hai detto sono felice però di aver perso, se dovevo proprio perdere, con Angelica Moratelli. Sì, io e lei c'è stato 6-7 mesi che ci siamo allenate insieme, poi tra l'altro ci conosciamo da una vita, da quando abbiamo cominciato a fare tornei, quindi ne abbiamo passate tante, siamo molto unite, quindi ripeto sono contenta comunque, certo brucia perdere ma va bene lo stesso. Intanto quest'anno ti sei guadagnata il pass per arrivare comunque al Foro Italico. Sì, è la prima volta per me, quindi spero vada bene, me lo godrò sicuramente tantissimo. Io tra l'altro poi sono di Roma, quindi avrò un tifo incredibile e speriamo bene. Sconfitta nel singolare, la Marchetti si è presa la rivincita nel doppio. In coppia con Maria Masini ha sollevato il trofeo trevigiano dopo aver superato in una combattutissima finale il duo composto da Chiara Quattrone e Sara Marcionni. 7-6-6-4 il punteggio dell'incontro finale di un tabellone da record con ben 46 coppie iscritte. Giorgio Marchetti, insomma il singolare non era andato alla grande, ma con questo doppio ti sei rifatto. Sì, sono contentissima e soprattutto di averlo vinto con lei, che siamo molto amiche anche fuori dal campo e volevamo assolutamente vincere questo doppio per provare l'emozione di giocarlo poi a Roma. L'emozione, Maria, ve la giocherete proprio al Foro Italico, si va lì per fare esperienza ma non solo. Esatto, si va lì cariche e convinte che comunque siamo un doppio forte, amicissime fuori dal campo, quindi ci tenevo e ci tenevamo molto a vincere e andare insieme. E a vincere in questa settimana di sfide è stato anche l'Eurotennis Treviso, che ha confermato la propensione ad ospitare eventi di notevole importanza. Abbiamo fatto un esordio con un torneo internazionale dopo la ristrutturazione che abbiamo fatto, che ha durato quasi un anno e mezzo. Il circolo noi l'abbiamo preso che era, diciamo, in condizioni non buone, l'abbiamo rimesso praticamente a nuovo, e come prima grande manifestazione abbiamo avuto la chance, offertaci appunto dalla Federazione Italiana Tennis, di ospitare un torneo internazionale Under 14 di primo grado, che come prima attività per un circolo che doveva ripartire è stata una prova veramente importante e speriamo di averla superata. La bellezza del club non si discute, ma posso chiedere come va invece il gruppo di tennisti che avete voi? Dunque, siamo contentissimi per quanto riguarda la base, la scuola. Noi abbiamo quasi 180 bambini nel giro di un anno praticamente. L'anno scorso è stato il primo anno di attività dopo la sosta di alcuni anni dove il circolo era rimasto chiuso. Il primo anno abbiamo avuto circa 90 bambini, il secondo anno ne abbiamo già 180. Siamo molto contenti di questo exploit e soprattutto stiamo coltivando quelli che speriamo saranno i nostri giocatori delle squadre agonistiche
Dopo l'organizzazione di questo torneo invece come club a cosa state pensando per quest'anno o per i prossimi? Beh, dunque, sono voci di corridoio, ma diciamo che le voci di corridoio certe volte ci azzeccano. La nostra intenzione è quella di organizzare in un futuro, speriamo non tanto lontano, un torneo internazionale da $25.000. Non sappiamo ancora se maschile o femminile, quindi questo lo decideremo, però questo è nei nostri obiettivi a prossima scadenza. Una dirigenza competente, preparata e piena di entusiasmo, quella dell'Eurotennis Club Treviso, che può contare su una struttura di rara bellezza. Noi abbiamo 5 campi in terra rossa che sono tutti coperti e scopribili, più un campo in sintetico, un'erba sintetica. Sì, quindi strutture di questo tipo in giro non se ne trovano moltissime. Beh, diciamo che ce ne sono, però questo ha un fascino particolare, devo dire la verità. Questo circolo immerso in questo parco di Villa Margherita, in una location io credo unica, e rende veramente bello il fatto di fare dello sport qui. Il Veneto, che ha sofferto un po' di vetustà delle strutture, adesso si sta portando il passo coi tempi. Questo ciclo ne è l'emblema, un ciclo di grande tradizione negli anni 80, di grande tradizione tennistica, sempre molto bello perché un bellissimo parco eccetera, però attualmente si è riqualificato in modo importante grazie a questa gestione. L'Eurotennis ha portato il ciclo al passo dei tempi con strutture moderne, con campi innovativi, con clubhouse molto gradevole, segno che molti scommettono sul tennis e mi pare che i risultati stiano confortando gli sforzi di questi dirigenti. Dall'Eurotennis Club Treviso è tutto, ci vediamo al Foro Italico.